Si è aperta una buca nell'asfalto delle gallerie di Moneglia, operai al lavoro per capire quanto è grande la voragine sottostante, forse causata dall'erosione del mare. Gallerie chiuse, si passa dal Bracco o dalla A12. Sabato alle 11:30 i funerali di Stato delle vittime del Ponte Morandi di Genova. Li celebrerà il cardinale Bagnasco alla Fiera del Mare. Il vescovo di Chiavari ha chiesto che tutte le chiese della diocesi suonino le campane a lutto. Le vittime accertate al momento sono 38, situazione difficile per gli oltre 600 sfollati che rischiano di vedere abbattute le proprie case. Abbiamo raccolto la testimonianza di una residente di Via Porro. Siamo uniti e vicini alla chiesa consorella di Genova. Il vescovo, Monsignor Alberto Tanasini, ha espresso il proprio cordoglio assicurando la preghiera per tutte le persone colpite dal crollo del ponte. Il Papa ha pregato per i familiari e le vittime del crollo di Genova. A Maria ha affidato le angosce di coloro che soffrono nel corpo e nello spirito. Nell'Angelus della solennità dell'Assunta, Papa Francesco ha spiegato il significato di questa ricorrenza che richiama, ha detto, a servire e glorificare Dio con tutto il nostro essere, anima e corpo. Buonasera a tutti, bentornati a Tiguglio Oggi. La viabilità locale in apertura, chiuse nel tardo pomeriggio di oggi le gallerie di Moneglia. Si è aperta infatti una buca sulla strada sul tratto di competenza del comune di Sestri Levante. Il termine tecnico è fessurazione, ma non se ne conosce ancora l'entità. Per sicurezza le gallerie sono state chiuse al traffico. Ci spiega tutto in collegamento in diretta Giacomo Rizzi. A te Giacomo. Grazie Maurizio, siamo qui in collegamento dalle gallerie di Moneglia, siamo in località Madonneta del comune di Sestri Levante dove oggi pomeriggio si è aperta una buca. Siamo qui con i sindaci di Sestri, Valentina Ghio, e di Moneglia, Claudio Magro, e chiediamo subito qual è l'entità del danno. Il danno lo stiamo valutando proprio in queste ore, è già intervenuta una ditta, un geologo, i vigili del fuoco. Sicuramente la fessurazione è molto profonda, è stata allargata giusto per capire la provenienza insomma, di questo percorso di vuoto. La scelta proprio per cercare di tutelare la salute di tutti, anche su indicazione dei vigili del fuoco, è stata quella di chiudere le gallerie. Ora stiamo verificando la possibilità di aprire un senso unico alternato, evidenziando e delimitando molto bene la buca presente e quindi consentendo soltanto alle auto di passare con il senso unico alternato e sempre con la circolazione interdetta per gli autobus e i mezzi pesanti. Domani mattina sarà fatta una verifica approfondita del percorso di questo vuoto che si è aperto per poi procedere con il riempimento e quindi il ripristino della situazione. Ricordiamo che per adesso le strade alternative sono il Bracco e l'autostrada. Da qui è tutto, linea a te. Bene, grazie Giacomo, terremo aggiornata naturalmente la situazione. Ora torniamo a parlare del crollo del ponte Morandi a Genova. Sono proseguite anche oggi le ricerche di eventuali ulteriori vittime tra le macerie del ponte crollato 2 giorni fa. La prefettura ha corretto il bilancio provvisorio delle vittime, al momento sono 38 i morti accertati. I feriti sono 15, di cui 9 in codice rosso. Sabato mattina alle 11:30 al padiglione B della Fiera del Mare il cardinale Angelo Bagnasco celebrerà i funerali di Stato insieme ai vescovi liguri. Sarà presente anche il vescovo di Chiavari che peraltro ha chiesto che alle 11 vengano suonate le campane di tutte le chiese della diocesi chiavarese. Sono oltre 600 gli sfollati che in queste ore sono stati ospitati in alberghi e strutture della città di Genova e questo è uno dei problemi più gravi attualmente dopo il crollo del ponte. Abbiamo raccolto la testimonianza di una signora che viveva in affitto in un'abitazione di Via Porro, una delle strade coinvolte dal disastro. La ascoltiamo. Come sono stati quei momenti? Che cosa avete sentito? Cosa avete potuto fare? Non ho sentito niente perché io ero al lavoro. Solo ho visto nella televisione quando ho visto che è crollato un pezzo del ponte autostrada. La mia collega si è crollato un ponte, pensava che era quello vicino alla casa sua, ho detto no, si è crollato un pezzo del ponte autostrada, è stato quello vicino a me. Perché A quel punto che cosa ha fatto? Io ho detto speriamo che non ci sia tante vittime, perché già quel ponte io ogni volta che usciva il Poiolo vedeva cadere quel ponte. Non lo so. Aveva già l'impressione? Sì, già aveva l'impressione. Quel ponte prima o poi crolla, quel peso lì proprio perché era un peso lungo che tendeva e non c'era niente che lo... Con tutti quelli che passavano, le ore pic tipo le 17, sempre affollato di macchina ferma lì in coda.
Adesso questa situazione che vi vede fuori di casa, come vi siete organizzati, come la state vivendo? Guarda, io la sto vivendo da paura perché con quel problema di salute che ho, con le gambe che non posso, pure mi ha toccato un albergo che non c'era l'ascensore, andare su, giù, ogni momento stare dietro a vedere se lasciavano prendere qualcosa. Almeno. Siete riusciti a recuperare qualcosa? Oggi sì, almeno grazie a Dio, oggi sì. Sono riuscita a prendere qualcosina, mio marito non l'ha lasciato entrare, però sono entrata io e speriamo più tardi tornare. Lei lavora? Suo marito lavora? Sì, sì. E per andare al lavoro dobbiamo fare il giro del mondo per andare via Lineo, che lavoro io. Vogliono costruire delle case nuove dove sistemarvi perché quelle non dovranno più rimanere in piedi perché c'è anche il pericolo del moncone di autostrada. Questa cosa come vi trova? Io sono in affitto, però per le persone che sono proprietarie è un po' dolorosa perché si tengono la sua casa tanti anni, sono lì che piano. Incluso c'è una signora dove lavoro io che lavoro in una residenza di anziani. La signora piangeva perché proprio la casa sua al 13 vicino sotto il ponte proprio le è crollato un pezzo lì. Lei piangeva perché non c'era nessuno, non ha fatto nessun danno, però la sua casa è tutta la vita. La signora Iosi piangeva per la sua casa. Per gli sfollati è sempre operativo H24 il centro civico Buranello che può essere contattato al numero 010 65 981. Le persone saranno prese in carico e sistemate in collocazioni provvisorie, ma si sta già pensando a soluzioni abitative di lungo periodo. Il Comune di Genova e Arte stanno predisponendo un elenco di appartamenti, una cinquantina nella prima fase, che saranno disponibili dal lunedì prossimo per le famiglie rimaste senza alloggio, con priorità per anziani, minori e disabili. La Regione, ha assicurato oggi il Presidente Toti, conta entro la fine di ottobre di avere a disposizione tutti gli alloggi per chi ha perso la casa, che saranno poi assegnati presumibilmente a novembre. Chi troverà una casa autonomamente sarà indennizzato con un contributo di protezione civile, ha concluso Toti. E il crollo del ponte Morandi ha reso inagibili 11 fabbricati. Questa mattina alcuni residenti sono stati accompagnati nelle proprie case affinché potessero recuperare almeno in parte i propri beni per poi fare rientro negli alloggi temporanei. Abbiamo chiesto qual è la situazione ad una albergatrice di San Pier d'Arena. Hanno molti pensieri in questo momento e sono molto giù. 10 persone sono arrivate in mattinata, altre 3 verso sera. È il numero degli sfollati accolti all'Hotel Fiorita di San Pier d'Arena, una delle tante strutture ricettive del Comune di Genova che si sono attivate per dare ospitalità. Chi è arrivato dall'area del crollo del Ponte Morandi è stanco, sfinito, non ha voglia di parlare. Alcuni sono dovuti tornare al lavoro e rientreranno soltanto verso sera. C'è una signora di 80 anni, una famiglia straniera e tante altre persone ancora molto provate. Quali sono le difficoltà del momento anche per voi? È difficoltà perché siamo anche in un periodo d'agosto, quindi abbiamo un sacco di prenotazioni e più di tanto non riusciamo a prenderne di queste persone. Tanto si prevedono tempi lunghi, immagino, per l'accoglienza. Ho paura di sì, spero di no per loro, ma purtroppo ho paura che sarà così. Che sensazioni, che testimonianze avete raccolto da loro quando sono arrivati? Una tristezza infinita, perché non hanno niente, non hanno da cambiarsi, non li fanno entrare in casa e quindi hanno molta difficoltà. Poi difficoltà per il mangiare, perché qua è solo per dormire, quindi... La rete dell'accoglienza sta funzionando bene. C'è collaborazione tra Comune di Genova, area metropolitana, distretti sociali e associazioni di categoria. Noi abbiamo sempre lavorato con loro anche per altre situazioni, quindi siamo molto tranquilli per questo. È già capitato nella storia di ospitare persone in casi di emergenza? Sì, c'era capitato qualche anno fa quando era caduto il... Mologiano, la Torre Piloti. Esatto, quindi è già successo, sì, è già successo. Nella conferenza stampa di oggi pomeriggio il sindaco di Genova Marco Bucci ha chiesto di utilizzare oggi più che mai i mezzi pubblici. In questo senso ci sono importanti novità. Da questa mattina sono a disposizione gratuitamente 2 autobus, uno che mette in collegamento Bolzaneto e Rivarolo alla zona della Valpolcevera per poter permettere di prendere la metropolitana, l'altro da Sestri Ponente attraverso l'aeroporto e fino alle stazioni ferroviarie di Principe e Brignole. Il sindaco intende anche limitare il passaggio dei mezzi pesanti nelle ore di punta, dalle 7:30 fino alle 9:30 e dalle 17 alle 19. Gli orari sono in fase di aggiustamento. Infine Bucci ha spiegato che il Comune sta lavorando per aprire all'interno dell'Ilva un percorso sul lato nord della fabbrica per arrivare all'aeroporto e poi alla zona del Polcevera, una strada addizionale che fino ad oggi non era disponibile.
E il servizio autostradale di ATP Esercizio cerca di riportarsi gradualmente alla normalità. Attualmente tutte le linee provenienti da Nervi oppure dai Giovi utilizzano l'uscita di Genova Ovest. Le linee di Ponente invece sono limitate a Genova Voltri. Le linee della Valle Scrivia infine, che utilizzano il percorso autostradale, transitano attraverso lo svincolo di Genova Ovest. Il servizio Airport Shuttle dal Tigullio prosegue utilizzando parte del percorso urbano genovese, dunque percorrerà Corso Aurelio Saffi, via Gramsci, via di Francia, via Lungomare Canepa, la strada a mare Guido Rossa e poi Cornigliano. I tempi di percorrenza verranno a questo modo prolungati di una trentina di minuti. E in conseguenza al crollo del viadotto sulla Valpolcevera, Trenitalia, su richiesta della Regione, ha predisposto un incremento del servizio da Genova Nervi a Voltri. 46 treni regionali in più dal lunedì al venerdì, 24 il sabato, la domenica e nei festivi. È stata inoltre accolta la richiesta di rendere disponibile gratuitamente il parcheggio di interscambio nei pressi della stazione di Genova Pra, della capienza di 300 posti, questo per gli automobilisti in arrivo dal Ponente. La raccomandazione è di limitare per quanto possibile l'uso dell'auto per recarsi a Genova, anche come ha indicato il sindaco nella conferenza di oggi. Adesso torniamo al momento del crollo del ponte Morandi, poco prima di mezzogiorno del 14 agosto. I primi ad intervenire sul luogo della tragedia sono stati 2 poliziotti della stradale. Questa mattina uno di loro ci ha raccontato quei primi momenti difficili. Sentiamo. Che situazione c'era? Come vi siete comportati? Eravamo i primi a arrivare dalla parte, diciamo, a ponente. Siamo arrivati, innanzitutto abbiamo fatto allontanare le persone, abbiamo subito sentito un forte odore di gas, poi Laura ha subito tirato giù il cane, che è un cane addestrato per la ricerca delle persone sotto le macerie, essendoci un mucchio di macerie perché da quella parte lì è crollato anche su una fabbrica, su un negozio di mobili. Il cane ha cominciato a girare, ha segnalato 2 donne all'interno di una macchina e una successiva donna, diciamo, che erano ancora in vita. Poi il forte odore di gas ci ha fatto comunque mettere in disparte attendendo i vigili del fuoco. Nella fase successiva, insieme all'aiuto di alcuni cittadini che erano in coda con le vetture dietro di noi, abbiamo posizionato delle corde di fortuna e una pescaggina che aveva nel bagagliaio una di queste persone per poterci calare nel fiume. Insieme a noi si sono calati giù dei sanitari del 118 che nel frattempo erano arrivati, in particolare un medico del 118. Abbiamo calato con le corde l'attrezzatura perché nel frattempo stava salendo il fiume perché il ponte aveva, diciamo, ostruito il greto. Poi passando il materiale al di sotto si è riusciti a mettere in sicurezza più o meno il posto dove operare. Sono riusciti a trovare l'autista del camion bianco, quello che, diciamo, era caduto al centro del fiume, ancora vivo, e passando delle spranghe ai colleghi che erano nel greto del fiume, i colleghi sono riusciti ad aprire e mettere in sicurezza un po', diciamo, la carcassa, quello che era rimasto. Poi successivamente il medico, dopo che ha trattato questa persona, il paziente è stato trasportato via con l'elisoccorso. Umanamente che cosa avete provato in quei momenti tragici ma sicuramente anche inaspettati? Subito pensavamo fosse un terremoto perché arrivando in macchina non ci siamo resi conto. Poi rendendocene conto, poi quando ci si mette a lavorare non ci si pensa in quei momenti. Oggi, cominciando a pensarci, abbiamo ancora la pelle d'oca. In tarda serata è arrivato l'aggiornamento dei feriti che attualmente sono 10 le persone ricoverate negli ospedali della città di Genova, 9 in condizioni gravi. Nel dettaglio 6 si trovano al San Martino, 5 di questi sono in condizioni gravi, 3 tutti gravi a Villa Scassi e 1, anche questo grave, all'ospedale Galliera. Nel giorno della solennità dell'Assunta il Papa ha affidato a Maria Consolatrice degli affitti le angosce e i tormenti di coloro che soffrono. Anche nella nostra diocesi il Vescovo ha ricordato le persone che sono state colpite dal crollo del ponte Morandi. Ascoltiamo la sua dichiarazione. Certamente ci sentiamo molto toccati, anzi coinvolti in questo dramma. Ci riguarda da una parte perché in fondo siamo parte della città metropolitana e quindi non possiamo essere distaccati da quello che è avvenuto a Genova, e poi perché molti di noi Genova la frequentano per lavoro o perché hanno i familiari e molti hanno usato di quelle strade, a cominciare da me, quindi sentiamo nostro questo dramma e siamo vicini
particolarmente a chi soffre per questo. Siamo vicino alle vittime, siamo vicini ai loro familiari, siamo vicini ai feriti, siamo vicini a tutti coloro che stanno lavorando indefessamente per cercare, se possibile, ancora persone in vita e comunque che sta affrontando questa situazione. Ci sentiamo molto legati alla Chiesa Sorella di Genova, ho assicurato di questo il Cardinale Arcivescovo, io ho assicurato quello che sta avvenendo nelle parrocchie, cioè la preghiera di tutte le nostre comunità. Credo che la nostra comunità diocesana si senta unita in questo atteggiamento di partecipazione. Abbiamo anticipato, allora torniamo ad ascoltare le parole di Papa Francesco all'Angelus, che ha ricordato la tragedia del crollo del ponte Morandi e ha invitato i fedeli a recitare l'Ave Maria. A Maria, consolatrice degli afflitti che contempliamo oggi nella gloria del Paradiso, vorrei affidare le angosce e i tormenti di coloro che in tante parti del mondo soffrono nel corpo e nello spirito. Ottenga la nostra Madre Celeste per tutti conforto, coraggio e serenità. E penso in particolare a quanti sono provati dalla tragedia avvenuta ieri a Genova, che ha provocato vittime e smarrimento nella popolazione. Mentre affido alla misericordia di Dio le persone che hanno perso la vita, esprimo la mia spirituale vicinanza ai loro familiari, ai feriti, agli sfollati e a tutti coloro che soffrono a causa di questo drammatico evento. Vi invito a unirvi a me nella preghiera per le vittime e per i loro cari. Recitiamo insieme l'Ave Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Come sapete, in questi giorni in molti comuni del territorio molte iniziative sono state rinviate o annullate, tra queste la torta dei fieschi di Lavagna. Come promesso, alcuni volontari del gruppo Sestieri di Lavagna ieri mattina si sono recati sul luogo del crollo del viadotto autostradale genovese per portare la torta dei fieschi a quanti senza sosta hanno operato in queste ore al recupero delle vittime e alla rimozione dei detriti dal Polcevera. State vedendo le foto. Il dolce, già suddiviso in porzioni, è stato distribuito a soccorritori e sfollati, portando così una nota di positività nel dramma vissuto da tutta la città e non solo. Rinviate a data da destinarsi anche le partite di Serie A Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa. Lo ha deciso la Lega Calcio dopo la richiesta dei due club. Entrambi i match erano in programma domenica 19 agosto alle 20:30. Il Sampdoria Club De Paoli di Lavagna aveva già scelto di annullare il proprio pullman per lo stadio Marassi indipendentemente dalla decisione della Lega. La Virtus Entella infine fa una scelta solidale. Domenica sera alle 20:30 al Comunale di Chiavari scenderà in campo per l'amichevole con l'Albissola. L'ingresso allo stadio, lo vedete anche dal loro sito, sarà gratuito e i giocatori indosseranno una maglietta con la scritta Genova rialzati. Maglie che saranno messe all'asta online sul sito di Tribum. Vedete anche il sito www.tribum.com Entella. L'intero ricavato, insieme ad una raccolta volontaria che sarà effettuata all'ingresso dei settori Tribuna e Gradinata Sud, che sono gli unici aperti al pubblico, sarà destinato alle famiglie sfollate dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova. Chiudiamo la pagina dedicata alla tragedia che ha colpito Genova e apriamo l'informazione religiosa. Torniamo a parlare dell'Angelus e andiamo nei contenuti di quanto ha detto Francesco. Il Papa ha chiesto di pregare Maria perché con la sua materna intercessione ci aiuti a vivere il nostro cammino quotidiano nella speranza operosa di poterla raggiungere un giorno con tutti i santi e i nostri cari in paradiso. Il servizio.
All'Angelus, nella solennità dell'Assunzione della Beata Vergine, Papa Francesco ricorda che l'esistenza di Maria è apparentemente simile a quella di tante donne del suo tempo, ma Maria, sottolinea il pontefice, ha compiuto ogni azione in unione totale con Gesù e sul Calvario tale unione ha raggiunto l'apice. Per questo Dio le ha donato una partecipazione piena anche alla resurrezione di Gesù. Il corpo della madre, aggiunge, è stato preservato dalla corruzione come quello del figlio. La Chiesa, afferma poi il Papa, oggi ci invita a contemplare questo mistero. Esso ci mostra che Dio vuole salvare l'uomo intero, anima e corpo. La resurrezione della carne è un elemento proprio della rivelazione cristiana, un cardine della nostra fede. La realtà stupenda dell'assunzione di Maria, osserva Francesco, manifesta e conferma l'unità della persona umana e ci ricorda che siamo chiamati a servire e glorificare Dio con tutto il nostro essere, anima e corpo. Un grande padre della Chiesa, verso gli anni 220, Sant'Ireneo, afferma che la gloria di Dio è l'uomo vivente e la vita dell'uomo consiste nella visione di Dio. Se avremo vissuto così, nel gioioso servizio a Dio, che si esprime anche in un generoso servizio ai fratelli, il nostro destino nel giorno della resurrezione sarà simile a quello della nostra Madre Celeste. Ci sarà dato allora di realizzare pienamente l'esortazione dell'Apostolo Paolo: glorificate Dio nel vostro corpo e lo glorificheremo per sempre in cielo. Veniamo in diocesi. Nel giorno dell'Assunta la comunità parrocchiale di Riva Trigoso ha celebrato Nostra Signora del Buon Viaggio. C'eravamo anche noi, sentiamo. Molto sentita dagli abitanti di Riva Trigoso questa festa. Sì, è tradizionalmente molto sentita da tutti i rivani, sia quelli vicini che quelli lontani, perché abbiamo diverse manifestazioni anche da lontano in questi giorni di vicinanza. È una festa legata molto al nostro borgo, quindi al mondo del mare, e anche il titolo di Madonna del Buon Viaggio, che si celebra nella solennità dell'Assunta, richiama proprio il viaggio, ecco, dei nostri pescatori, degli uomini di mare che lasciavano la casa per il lavoro e affidavano a lei il loro viaggio in mare e anche le loro famiglie. In periodi di grandi migrazioni di persone, eccetera, la figura della Madonna del Buon Viaggio assume un carattere particolare. Sicuramente in questi anni devo dire che sempre abbiamo messo al centro della nostra preghiera e delle nostre attenzioni tutti coloro, ecco, che affrontano il mare in ricerca di una casa, di una terra, di pace. E ci sembra giusto, no, che la comunità cristiana, ecco, vivendo questa festa si faccia anche carico e sensibile dei bisogni e delle necessità, ecco, dei fratelli, in modo particolare come ha fatto Maria. Mi sembra che sia un richiamo forte a ciascuno di noi, ecco, a non cadere nell'indifferenza e di essere attenti al bisogno di tutti, in modo particolare, ecco, veramente questo legame al mare ci porta a guardare ai nostri fratelli, ecco, che siamo chiamati ad accogliere con il cuore di Dio. Visti gli eventi di martedì a Genova, i festeggiamenti sono stati un po' ridotti e comunque avete inserito delle intenzioni di preghiera particolari? Sì, tutte le preghiere. Da ieri sera abbiamo iniziato la nostra festa con la messa della vigilia celebrata da Don Stefano Mazzini, il nostro vicario generale. L'intenzione della messa è soprattutto, ecco, per le vittime, i feriti, per le loro famiglie, per tutta la città di Genova e per tutti noi, perché certamente è un evento drammatico che chiede soprattutto in questo momento tanta preghiera e anche un po' di silenzio, un po' di ascolto. Rimaniamo in ambito parrocchiale, torna anche questa sera l'appuntamento con la rubrica Estate Giovani. In particolar modo andremo a conoscere i bambini delle parrocchie di Sestri Levante a Cassego e il campo parrocchiale dei ragazzi di Levi a Barbagelata. Ne vediamo un'anticipazione. Estate Giovani a Cassego, per il campo dei ragazzi delle parrocchie di Sestri Levante, di quinta elementare, prima media e seconda media. Andiamo a conoscere i ragazzi. Il
tema del campo è legato al logo che abbiamo costruito insieme quest'anno con gli educatori, è le mani mosse dal cuore. Il tema è quello di metterci all'opera, del progetto un po' anche dell'oratorio di quest'anno, all'opera per far sì che la nostra vita sia una vita vissuta da protagonisti. Siamo divisi in 4 gruppi, i gialli che sono i pittori, i verdi gli scultori, gli arancioni i poeti e i blu i musicisti. Le squadre hanno decise gli animatori e le hanno chiamate così perché tutti hanno una cosa in comune, trasformano cose semplici in arte vera. Allora, il titolo del campo è Insieme e ho scelto appunto una tematica che ci facesse fare un percorso, anche se il campo non è che dura tanti giorni, perché sono soltanto 4 giorni, da martedì mattina a venerdì dopo cena, e ho scelto un tema che potesse farci fare un percorso di crescita appunto insieme. Cioè, come vivere insieme, un'esperienza, cioè dormire con i nostri amici, giocare insieme. E qual è la cosa più bella dello stare insieme al campo? Giocare. Estate giovani, vi ricordo, subito dopo il telegiornale. Ora gli appuntamenti per la giornata di domani, sfogliamo insieme l'agenda di Telepace. Appuntamenti in agenda per venerdì 17 agosto. Pane e olio a Sestri Levante. In programma mostra mercato con prodotti dell'eccellenza enogastronomica ligure, in piazza Matteotti dalle 10 alle 20. Aperitivo in giardino a Casa Carbone di Lavagna, alle ore 19. Al Teatro Conchiglia di Sestri Levante si terrà la produzione Il Lunaria Teatro, L'Oriana della Fallaci, con Carola Stagnaro e Gianfranco Sansalone. L'inizio alle ore 21. Nell'ambito della 21esima edizione di Varazze e Lirica verrà assegnato al soprano Celestina Casapietra il premio Città di Varazze Francesco Cilea, alle 21:15 in piazza Sant'Ambrogio. Alle 21:15 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Recco si esibirà Yves Castagné all'organo, in occasione della 20esima edizione del festival Armonie Sacre percorrendo le terre di Liguria. Santin Jazz Festival alle 21:30 in piazza Caprera Santa Margherita Ligure. In serata si esibirà il quintetto italiano di swing. E infine, concerto del Tropico del Blasco, il tributo acustico a Vasco Rossi, alle 21:30 sul lungomare di Deiva Marina. Prima di chiudere torniamo sulla notizia di apertura, vale a dire la buca che si è formata lungo la strada delle gallerie di Moneglia. Avete sentito gli aggiornamenti, ma ora torniamo a collegarci sul posto con Giacomo Rizzi per cercare di capire quali sono le ultime novità. A te Giacomo. Sì Maurizio, gli ultimi aggiornamenti ci dicono che dovranno fare ancora alcune verifiche rispetto alla buca, però si stima che entro qualche ora la strada verrà riaperta, ovviamente delimitando la zona del danno, e l'accesso sarà però riservato solamente a macchine e motocicli, quindi nessun mezzo pesante per ora. Comunque riprenderà con il solito senso unico alternato dei semafori solo per mezzi leggeri. Da qui è tutto. Bene. Grazie Giacomo anche per questo ulteriore aggiornamento. Il telegiornale termina qui, noi ci ritroviamo domani mattina alle 7:30 con il Buongiorno di Telepace condotto da Marco Ravello, poi il telegiornale alle 12:45. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata, arrivederci.